Veniamo anche alle sue prospettive per l'Italia. Ha la fortuna, forse il merito di agire in un mercato che comunque è anticiclico. Ricordo ancora l'apertura del titolo Luxottica, che in questo momento è vicino ai massimi storici, una delle eccellenze assolute con la quale voi lavorate. Ma siamo veramente fuori dalla crisi? Oggi il Fondo Monetario Internazionale, ieri meglio, ha terrorizzato tutti dicendo 20 anni per recuperare 6 punti percentuali di occupazione. Sì, andrei cauto anche con queste considerazioni, cioè è impossibile poter dire che ci vogliano 20 anni per poter risanare una situazione. Direi piuttosto che ci vogliono svariati anni, nel mio piccolo posso dire dai 5 ai 7 anni, per poter capire quello che è l'Europa, e ritorno ancora sul discorso Europa, e quindi poterci allineare a quelle che sono le normative europee e cambiare un po' mentalità. Direi che comunque la fase difficile dello sconforto e dello sbando che oggi si vive in Italia ormai sia finito, e siamo in una situazione, in un trend positivo rispetto al passato. Grazie allora ad Aldo Cafiero, amministratore delegato e presidente di Cafiero SRL, per essere stato qui con noi a Motore Italia. Grazie ancora. Bene, grazie a lei. È tutto per la rubrica Motore Italia.